Praticamente ho raccolto una serie di testimonianze che danno delle problematiche molto grosse per quanto riguardano le persone disabili e anziani che chiedono l'assistenza al volo. Praticamente le persone che da Vicenza prendono il treno destinazione Treviso, una volta arrivati in stazione ferroviaria di Treviso devono prendere per forza un autobus normale che è privo di assistenza, dunque non hanno nessun aiuto per arrivare e accedere all'imbarco degli aeroporti, mentre molte tratte di stazioni ferroviarie accedono direttamente all'imbarco e collegati con l'aeroporto. È la denuncia del vice responsabile Dipartimento Disabilità e Sociale per Forza Italia Veneto, che evidenzia i gravi disagi che patiscono molti disabili vicentini nel viaggiare in aereo partendo dall'aeroporto di Treviso. Nello specifico il problema è quello dei viaggiatori che utilizzano il treno e che al momento dell'imbarco si trovano sprovvisti di qualsiasi tipo di assistenza per raggiungere i velivoli. Una volta giunti alla stazione ferroviaria di Treviso, infatti, i disabili sono costretti a salire sui normali bus di linea senza alcun tipo di accompagnamento alle partenze. Un tipo di servizio speciale previsto invece in altri aeroporti italiani come quello di Milano, dove esiste un collegamento diretto. Mi piacerebbe sapere come mai, e ho già verificato, il perché c'è questo problema, non hanno ancora risolto per risolvere queste difficoltà per i disabili. Voglio capire le problematiche se dipendono dall'aeroporto o dalla stazione ferroviaria, perché secondo me è un problema che va sollevato soprattutto per aiutare le persone che hanno queste difficoltà, perché come dico sempre io, disabili non si nasce solamente, ma si può diventare col tempo ed è una tematica che purtroppo può toccare anche molte persone abili.